Definito cassetto per gli attrezzi da distribuire alle scuole del Veneto per applicare le norme decise dal Comitato Tecnico Scientifico Anti-Covid e permettere una ripartenza a settembre in sicurezza. Parametri di distanziamento, orari di ingresso, numero di alunni per classe sono tutte scelte autonome delle singole scuole sulla base dei requisiti indicati dal Ministero. Il manuale è stato redatto dalla Direzione Scolastica Regionale e l'Assessorato alla Pubblica Istruzione. Ci sono sia suggerimenti di tipo logistico, chiamiamoli così, ma anche sull'impiego del personale e delle risorse di organico e sulle metodologie didattiche, quindi un po' a 360 gradi. E noi non diciamo esattamente quanti per classe, ma diamo lo strumento per determinarlo nel rispetto sia delle norme tecniche sulla sicurezza che di quelle ovviamente sanitarie che ha definito il CTS. Ridisegnare l'organizzazione logistica della scuola significa aumentare personale ATA ed insegnanti, quest'anno più di prima. Sicuramente, le dico già subito, per il personale ATA avremo bisogno di un aumento generalizzato, soprattutto di collaboratori scolastici, perché tutte le scuole hanno la necessità di intensificare le attività di pulizia dei locali e di anche vigilanza dei ragazzi per il rispetto delle norme, di sicurezza. E aggiungiamo che di queste ore il licenziamento di 3.000 insegnanti diplomati magistrali, cioè insegnanti che sono nelle nostre scuole da anni, che hanno 10, 12, 15 anni sulle spalle, che hanno passato certamente l'anno di prova, che dovrebbero stare lì perché la continuità didattica la dovrebbe prevedere e che sono a casa. Da una parte questo governo non ha saputo sanare questa situazione, dall'altra abbiamo bisogno di molti più docenti dell'anno scorso. E diciamo che noi partiamo non solo con ovviamente la gestione della situazione Covid, chiamiamola così, ma anche con un problema invece più strutturale, che è quello della forte presenza di personale precario, quindi dovremo gestire anche le attività di reclutamento, anche solo annuali, quindi il conferimento delle supplenze di parecchio personale precario. Quest'anno ho visto che l'ufficio scolastico ha conferito circa 14.000 supplenze, quindi è un numero al quale dobbiamo più o meno aggiungere il numero dei pensionati, che è oltre 3.000. Le nomine in ruolo non credo che saranno un numero soddisfacente, vediamo cosa la procedura di call veloce, cioè la possibilità di attingere alle graduatorie di altre regioni ci darà, ma comunque credo che il numero di precari sarà ancora alto anche quest'anno. Didattica a distanza resta estrema ratio solo per parziali moduli educativi destinati solo alle scuole superiori, ma l'insegnamento in presenza è comunque l'obiettivo formativo. Ma quando riapre la scuola in Veneto e cosa succederà con il voto amministrativo? E i seggi saranno fuori dalle aule? Io continuo a ritenere che debbano essere trovati seggi elettorali fuori, una volta per tutte fuori dalle scuole, perché non ha senso che a ogni elezione, ne abbiamo una all'anno in Italia, si continuino a interrompere le elezioni.